Quale proposta avete avanzato per salvaguardare il reddito dei lavoratori del porto Carloriva di Rapallo? È un suggerimento che ci siamo permessi di dare al sindaco, che ha recepito direi subito, che è quello di rivolgersi alla regione per vedere se si riesce a fare una sorta di ammortizzatore sociale, una sorta di finanziamento legato ancora a quelli che erano stati fatti per la mareggiata, visto che comunque discende ancora da quel problema lì, per riuscire a dare un reddito ai lavoratori nel caso che ce ne sia bisogno. Noi ci auguriamo che tutto ritorni a più presto possibile nella normale routine, che quindi non abbiano bisogno. Io penso che per adesso i lavoratori stiano ancora lavorando. Dobbiamo prevenire questa grossa difficoltà che potrebbero avere i lavoratori, che non se la meritano. Ecco. Sono sicuramente gli unici che non meritano di rimanere senza posto di lavoro e senza reddito. Quindi non sembra esserci il rischio forte di chiusura del porto quanto il problema della mancata retribuzione, potremmo dire. Ma sì, che potrebbe verificarsi nel momento in cui non venisse riaperto alle barche il porto, e quindi che i lavori interni, tutto quello che possono fare gli ormeggiatori, possano non essere più necessario, e di conseguenza avrebbero dei periodi sicuramente di non attività. Mi auguro che questo non succeda, sono tutte, cioè, diciamo che prevenire è meglio di curare.